Presidente, Presidente, lei ha un imponibile personale di 16 miliardi. Presidente operaio, perché Presidente operaio? Perché Presidente operaio per reinventare il comunismo. La sinistra. Presidente operaio, un presidente che non farà un cazzo, cioè conferenze stampe continuative, presentazioni di libri, convegni, perdita di tempo, perché c'è da fare un gran lavoro. Una grande sfida. L'obiettivo finale nostro sarà prendere dalle tasche dei cittadini e delle imprese ciò che un padre o una madre hanno risparmiato in tanti anni e che vogliono passare a chi li seguirà, ai propri figli. Bene, la tendenza è quella, ma ci sarà una area di nessuna tassazione per le famiglie meno fortunate, più bisognose, tra parentesi le famiglie dai 200 milioni in su. Quindi, Presidente operaio, noi pensiamo che queste misure e altre misure ancora possano dare uno shock positivo all'economia, che possa rilanciarsi, che possa far aumentare il prodotto interno. Quindi, se gli italiani mi ci manderanno... Bene. Gesse mercazzo che mi si è rotto. Bene, allora, un presidente che non farà risanamento finanziario, quindi un presidente che non farà un cazzo. Io che cosa ho detto negli ultimi giorni e lei lo ha rilevato? Sei uno stronzo! Ci sembra giusto. Bene, con soddisfazione ho visto che questa è la strada intrapresa dal presidente americano Bush alle sue prime uscite. Quindi io mi auguro di imbrogliare la gente truffando l'opinione pubblica. Come segreteria uscente proponiamo alla Presidenza per i nostri lavori il compagno Mori Muravera. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità il compagno Mori Muravera è pregato di venire al tavolo della Presidenza. Chiamo alla Presidenza i compagni Carlo Baldini, Giampaolo Diana, Gianfranco Mussoni, Michelangelo Gadeo, Lisetta Bidoni, Sophie Lenou e Rosa Maria Baggiani. I compagni chiamati sono invitati ad accomodarsi qui alla Presidenza. Ai compagni delegati, agli iscritti alla CGIL, nelle salutare i graditi ospiti e con la speranza che i nostri lavori si possano svolgere nel modo più sereno possibile e che dal congresso possano venirne frutti copiosi per i lavoratori che organizziamo. Per l'attuazione del programma che la CGIL ha prospettato e proposto ai lavoratori del nostro Paese, ecco, iniziamo in modo concreto i nostri lavori. Saranno 2 giorni di intenso dibattito, di confronti e ricchi di apporti da parte di tutti i compagni.
senza che con l'augurio che ha ancora, che le difficoltà che stiamo vivendo possono essere superate. Io do subito la parola al segretario generale uscente per la relazione. Compagne, cari compagni, amici e signori invitati. Il 15° congresso della CGIL pone al centro del proprio dibattito il tema riprogettare il Paese, lavoro, saperi, diritti e libertà. Lo fa partendo da un'analisi compiuta sulla situazione economica e sociale fino ad indicare un progetto per la ricostruzione e la rinascita dell'Italia, definendo un nuovo modello di sviluppo attraverso una nuova politica economica e dei redditi. La scelta di un congresso unitario con un documento unico, dopo anni di congressi a mozioni contrapposte, si è consolidata negli anni che abbiamo alle spalle, in cui la CGIL ha svolto, grazie alla sua unità interna, un ruolo decisivo. Prima nel contrasto all'egemonia e alla forza del centrodestra, del quale la manifestazione del 23 marzo del 2002 rimane il simbolo più grande. Poi nel contribuire all'elaborazione della possibilità di un'alternativa. La CGIL è una grande organizzazione. La sua forza deriva dal numero degli iscritti, dalla chiarezza sugli obiettivi da raggiungere e dal tasso di democrazia interna che la caratterizza. Nella nuova provincia di Nuoro ci hanno permesso di arrivare a questo congresso i nostri 18.848 iscritti e il lavoro e lo sforzo di tanti compagni e dirigenti. Si sono tenute 542 assemblee di base, 12 congressi di categoria che hanno coinvolto oltre 13.684 iscritti, di cui 3.934 donne e 9.750 uomini. Il dibattito nelle assemblee ha riguardato la grave situazione socio-economica che attraversa il nostro territorio ed ha toccato il ruolo e la funzione che la nostra organizzazione dovrà assumere per fronteggiare questa complessa e difficile situazione. Prima ho parlato di nuova provincia. Come noto, in seguito all'entrata in vigore della legge regionale numero 4 del 1997, modificata dalla legge regionale numero 10 del 2002, sono state istituite altre 4 province per favorire la nostra capacità di parlare del futuro del Paese. Questo è il congresso di una forte autonomia della CGIL. La scelta di concludere il congresso nazionale prima delle elezioni politiche intende coscientemente esprimere forte autonomia. Nelle tesi diciamo che occorre, nella fase attuale, più politica da parte del sindacato senza timore di sovrapposizione. Anche questa autonomia forte ci aiuta a dare un contributo per il cambiamento dell'Italia. Diciamo riprogettare il Paese, volendo dire affrontare le macerie dell'auspicabile dopo Berlusconi. Ma non si tratta di accontentarsi di ricostruire il Paese che c'era prima, ma un nuovo Paese dove aumenterà il valore del lavoro e dove ci sarà una diversa considerazione dei bisogni sociali. Quella che come CGIL abbiamo provato a chiamare la globalizzazione dei diritti. Se il cambiamento dell'orizzonte mondiale è necessario, è fin troppo facile dire che la stessa questione si ripropone per il nostro Paese. Abbiamo detto riprogettare il Paese, perché non possiamo non partire dalla valutazione della situazione dell'Italia, quella che vediamo oggi, dopo quasi 5 anni di governo di centrodestra. Il volto dell'Italia è quello di una crisi profonda, il dissesto produttivo e industriale, la recessione, la carenza di infrastrutture, l'arretramento della qualità della scuola, della ricerca e delle politiche sociali. È il volto dell'Italia della precarietà. La legge 30 ha prodotto nuove forme di lavoro che non offrono ai giovani nessuna garanzia per il loro futuro. Il nostro è un paese oggi più disgregato, più diviso, più insicuro, sia dal punto di vista economico che da quello sociale, nel segno e nel profilo della qualità della vita democratica e dell'etica pubblica. Un paese dove le illegalità crescono. E non ha mai rinunciato a ricercare iniziative unitarie con CISL e UIL, convinti come siamo che l'unità sindacale è alla base per affrontare i processi di cambiamento e di rappresentanza. Il sindacato confederale di Nuoro, anche nei momenti di tensione fra le organizzazioni sindacali nazionali, ha saputo, pur nel rispetto ognuno delle proprie posizioni, mantenere l'unità per affrontare le tante problematiche legate al nostro territorio. E qua a Nuoro, accanto alle organizzazioni sindacali, è sempre stata presente la Chiesa. Il presidente della Pastorale del Lavoro, Don Pietro Borruzzo, ha con noi condiviso le battaglie di questi anni e con noi
è con noi in prima linea a sostenere le difficili vertenze che affliggono la nostra provincia. Ha promosso varie iniziative sulle tematiche del lavoro. A nome di tutta la CGIL lo ringrazio di cuore per il suo impegno e per il forte contributo che la Chiesa ha profuso e continua a dare per il riscatto del nostro territorio. Dall'essere sindacato confederale è la sintesi tra il lavoratore tutelato nel salario e nelle condizioni di lavoro dalla propria categoria e la tutela come europea dei sindacati alla CISL internazionale. Vi è un filo conduttore delle proposte che facciamo, che di per sé contrasta la deriva esercitata dal governo e la definizione delle regole. Vi è la necessità di regole per definire le prospettive, per ricostruire la partecipazione, il ruolo delle forze sociali, ma anche la risposta alla necessità di trasparenza, di certezza dei diritti del lavoro e di cittadinanza, in sintesi di un libero e normale esercizio democratico. Nelle tesi si afferma il primo obiettivo è definire il modello famiglia ammissibili ai fini di una tutela pubblica. A sostegno di questa direzione, oltre all'abolizione della legge 30, chiediamo il superamento della legge morale, proponendo l'innalzamento dei livelli complessivi di istruzione e la necessità di affermare un vero e proprio sistema di istruzione e formazione per l'intero arco della vita, per un'economia della conoscenza e della qualità. La riforma morale ha come obiettivo quello di destrutturare la scuola e l'università pubblica, accentuandola la trasformazione in un sistema di scuole e aziende in concorrenza fra loro. Dal punto di vista propriamente sindacale, si tratta di un attacco radicale all'organico e alle garanzie che i lavoratori della scuola hanno maturato. Nella tesi 4 il nostro documento congressuale elabora una forte proposta, partendo da un forte e deciso no alla riforma morale. Come CGIL continueremo a batterci per una riforma che oppone alla scuola e all'università azienda un progetto altrettanto forte di scuola e università pubblica, laica, gratuita e di qualità, come diritto di tutti e non come merce. Noi consideriamo istruzione e formazione diritti per l'esercizio della cittadinanza di politica industriale. Ha solo perseverato nella politica dei tagli agli enti locali e ciò ha portato a forti ripercussioni sul nostro già debole sistema produttivo. Gli indicatori economici negativi sono il termometro dello stato di salute della nostra economia. Un dato per tutti, quello del mercato del lavoro. A fronte di un tasso di attività pari al 59%, vede attestarsi il tasso di disoccupazione annuale al 13,9%, con un divario di circa 6 punti percentuali con la media nazionale, e raggiunge un tasso del 24,6% nella componente femminile nella fascia di età 14-29 anni. Le province dovranno organizzarsi per l'erogazione dei servizi omogenei in tutto il territorio regionale, a garanzia del diritto dei disoccupati e delle imprese ad avere servizi funzionali. La nostra provincia in tal senso è avanti alle altre, è stata lungimirante forse. Infatti da oltre un anno tramite un progetto POR sono già stati avviati in via sperimentale nuovi servizi all'impiego e la riforma, come dire, non ci coglie impreparati. Appena una settimana fa questo Consiglio regionale ha approvato una legge molto importante per i lavoratori, la legge sull'amianto. Questa legge permetterà alla Sardegna di recuperare un ritardo inammissibile e ridarà la facoltà di provvedere urgentemente all'elaborazione di un piano regionale di protezione ambientale, di contaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. È necessario adesso agevolare la nascita dell'ARPAS. Siamo una delle poche, se non l'unica regione a non essersi ancora dotata dell'ARPAS, in modo da avere un soggetto in grado di coordinare contro gli imprenditori caseari. Sono in grave difficoltà migliaia di lavoratori precari occupati nell'ente foreste, i lavoratori socialmente utili della pubblica amministrazione e i precari della scuola. Tutti questi lavoratori inutilmente aspettano una stabilizzazione del rapporto di lavoro. Il tessuto economico provinciale è costituito da circa 26.000 imprese. Quasi tutto il sistema produttivo dipende da pochi comparti: agricoltura, commercio, costruzioni, che costituiscono oltre il 70% del totale, e misurarsi singolarmente nel mercato globale. C'è una quasi totale mancanza di un sistema di marketing territoriale. Nuove è una provincia che è produttivo, con una identità sociale precisa, tradizione e cultura sociale ed umanistica. A tale proposito auspichiamo una revisione del sistema degli incentivi. Non servono più incentivi a pioggia, ma incentivi mirati ad aiutare le imprese a creare sistema per aumentare la capacità competitiva. Serve un la sfida della disoccupazione della malessere sociale dovrà essere spinta con lo trasformando le città in un'altra di piccolo successivo come vedere nella l'unità dell'Europa che necessita di un confronto di ieri, la
tutti, soprattutto a quelle compagne e a quei compagni che in questo anno e mezzo